Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in questo martedì 15 aprile, siamo in compagnia di Paolo Menis del Movimento 5 Stelle, ben ritrovato Menis. Buongiorno Bernardo, buongiorno ai telespettatori. E abbiamo già pronta da Monfalcone Laura Buccarella. No, ancora un attimo, dicono dalla regia, io la vedo che si sta praticamente preparando al collegamento. Ricordiamo come oggi avremo dei collegamenti che ci forniranno le informazioni relative allo scrutinio delle elezioni di Monfalcone e di Pordenone. Intanto Menis possiamo commentare, se ha piacere, anche l'affluenza. Ho visto prima dal sito della regione, Monfalcone alla fine si è chiuso col 57%, non è che sia la percentuale non è più alta del mondo. Tanto alta secondo me, se consideriamo, se non sbaglio appunto, che si è votato in due giornate piene, no? Quindi il secondo giorno era una fascia oraria completa come il primo, e quindi sì, c'è sempre questo problema, diciamo, dell'affluenza alle elezioni di tutti i livelli istituzionali, comunali, regionali e nazionali. Credo che sia necessario agire, lo diciamo ogni volta, poi puntualmente i dati non cambiano, ma credo che a livello comunale qualcosa di più si possa fare, se penso per esempio a un maggior possibile coinvolgimento dei cittadini anche nella decisione della destinazione di una parte delle risorse del bilancio comunale. Faccio riferimento per esempio al bilancio partecipativo, che è un istituto complesso da mettere in piedi sicuramente, ma che può avvicinare una parte dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Sta partendo in questi mesi, per esempio nel comune di San Dorligo d'Olina, grazie al nuovo sindaco. Consiste, diciamo, fondamentalmente nel creare un processo decisionale coinvolgendo i cittadini che ovviamente vogliono partecipare a decidere come destinare una parte delle risorse del bilancio fondamentalmente in opere pubbliche. Quindi credo che questa sia un'istituzione sulla quale puntare. Dobbiamo in ogni comune, secondo me, una buona amministrazione dovrebbe puntare a questo istituto, pur essendo consapevoli che non risolverà sicuramente il problema della partecipazione alle elezioni comunali, ma credo che sia una delle misure sulle quali puntare. Invece a Pordenone abbiamo visto la percentuale di affluenza, il 51%. Andiamo da Laura Buccarella, da Monfalcone. Così ci racconta queste prime operazioni di spoglio. In realtà sono cominciate da 8 minuti, non si hanno ancora risultati, ma si attende proprio di avere qualche dato ufficiale. Buongiorno Laura. Buongiorno Bernardo, buongiorno al tuo ospite e ai telespettatori. Sì, ci troviamo davanti al municipio di Monfalcone, sono iniziate da pochi minuti, come giustamente detto da studio, le operazioni di spoglio delle schede, quindi siamo in attesa di sapere, e vi accompagneremo in questa mattinata, quale sarà il nuovo sindaco di Monfalcone. Qui ci troviamo appunto sotto la loggia del municipio, andremo a sentire naturalmente i candidati al sindaco di Monfalcone. C'è molta attesa per questo risultato anche da parte di organi di stampa e di televisioni di livello nazionale. Ci sono già presenti qui numerosi colleghi, insomma, delle testate anche nazionali. La particolarità di queste elezioni, insomma, è abbastanza nota. Ci sono i candidati del centrodestra, Luca Fasan, che faceva parte della giunta uscente, e il candidato del centrosinistra Diego Moretti, che poi andremo a sentire, e la novità è stata la candidatura di Buconate, con la sua lista fatta esclusivamente da cittadini stranieri immigrati appunto qui a Monfalcone, e c'è molta curiosità, insomma, per sapere quale sarà il risultato proprio di questa novità, di questa new entry nella competizione elettorale qui a Monfalcone.
Come hai detto tu da studio, ha votato il 57%, è un risultato abbastanza buono, però anche in considerazione del fatto che si è votato comunque in 2 giornate non è un dato altissimo, è sicuramente uno dei più alti in regione. C'è anche quello di San Pier di Isonzo, lo sappiamo, 61%, quindi andremo anche a seguire la battaglia tra i 2 candidati a sindaco di San Pier di Isonzo, un piccolo comune che appunto dove hanno votato un poco più di 1 migliaio di persone, un poco più di 1 migliaio di elettori, ma sicuramente l'attesa è molto concentrata su questa città, sulla città di Monfalcone. Andremo a sentire naturalmente le voci dei protagonisti. Per il momento quindi le operazioni sono appena iniziate, ma dovrebbero svolgersi naturalmente in modo abbastanza veloce, perché non sono tantissime, insomma, le schede da scrutinare nei 36 seggi allestiti in questo comune. Quindi per il momento vi restituisco la linea e poi andremo appunto nelle sedi elettorali, che sono tutte qui vicino al centro, per sentire proprio le voci dei protagonisti e l'attesa di questo risultato elettorale. Grazie a Laura Buccarella e a Elisabetta Gessi che è con lei questa mattina da Monfalcone. Abbiamo una telefonata, Menis, sentiamola assieme. Buongiorno. Buongiorno Gullotta, sono Diego. Buongiorno Diego, prego. Buongiorno. Allora, io so che oggi la faranno da padrone i risultati elettorali, giustamente, però io per il vostro ospite avrei da sottoporre 2 tematiche cittadine. Certo. La prima questione riguarda il discorso di Piazza Unità che si vuole riqualificare con un esborso notevole ricavato dalla vendita del Carciotti, sul quale io volevo sentire un parere dell'ospite, perché io francamente questa piazza non la trovo così ammalorata e prima di rifarla vorrei anche capire un po' quali sono le prospettive e la programmazione di futuri eventi che potrebbero nuovamente danneggiarla. L'altra tematica invece che io ritengo incomprensibile riguarda l'asilo nido di Roiano, che a distanza di 1 anno per una querela sostanzialmente politica che riguarda l'approvazione di una delibera per capire se privatizzarlo o meno, risulta ad oggi, a più di distanza di 1 anno dalla fine lavori, ancora non utilizzabile, e credo che il discorso di affidare i propri bimbi a una struttura efficiente e nuova di zecca sia una priorità di tante mamme qui a Trieste. Ecco, io vorrei sentire appunto un parere a riguardo su entrambe le tematiche e vi ringrazio. Grazie. E vi auguro una buona giornata. A lei Diego, grazie. Menis, Piazza Unità e asilo di Roiano. Sì, intanto grazie per le domande, perché sono 2 temi importanti in città, ma su Piazza Unità penso che le basi del ragionamento che ha fatto Diego siano condivisibili, nel senso che mi andrebbe di scindere il discorso su più piani. Il primo, credo che le priorità per la nostra città siano gli investimenti nelle periferie, visto che ormai il centro sono anni che è stato riqualificato. Certo, il tempo passa e quindi è necessario anche riqualificare ciò che è già stato riqualificato, ma se penso alle periferie, per esempio Altura e Borgo San Sergio, credo che la priorità sia quella appunto di fare in modo che questi luoghi non siano solo luoghi dove ci sono abitazioni ed edifici, ma anche luoghi vivi durante tutta la giornata. Quindi mi viene in mente per esempio il tema sempre scottante di Altura con quello che potrebbe fare il Comune di Trieste. Io credo che è chiaro che il Comune non può risolvere tutti i problemi di un rione, ma può pensare a insediare e installare dei servizi. Faccio un esempio, per esempio un centro civico o comunque una presenza, per esempio, di altri servizi comunali sul territorio, e quindi anche poi andare a studiare, per esempio sempre per Altura, dei progetti di finanza, un project financing per andare a recuperare determinati edifici, e sappiamo a quali edifici facciamo riferimento. Poi se proprio si deve riqualificare Piazza Unità, come diceva Diego, va pensato prima
effettivamente per quale tipologia di eventi poi quel luogo sarà dedicato, perché è inutile rifare una pavimentazione di un certo tipo se poi appunto si decide di destinare la piazza per esempio a concerti. Ecco, io non dico che si debba o non si debba fare, dico che bisogna prevedere questo, perché ricordo che quando è stata riqualificata Piazza Unità c'era praticamente un divieto a tenere qualsiasi tipologia di evento in quel luogo. Poi ovviamente gran parte dei problemi che ci sono attualmente sono dovuti alle installazioni di palchi e quant'altro che hanno rovinato il selciato. Quindi bisogna, secondo me, andare a capire cosa vogliamo fare di quel luogo importante della città. Apro e chiudo una parentesi su Piazza Unità prima di rispondere su Roiano. Lei farebbe comunque avanti i concerti? Cioè, secondo lei Piazza Unità potrà anche eventualmente dopo una riqualificazione essere sede di eventi e concerti? Io oppure credo è meglio che spostare a Rocco e altre strutture? Ma bisognerebbe fare un ragionamento complessivo. Sicuramente a Trieste manca un luogo sia al chiuso che all'aperto, anzi più al chiuso, di una determinata come dire, capacità di accogliere persone, no? Sì. Anni fa si parlava anche della ristrutturazione dell'allora Tripkovic in funzione di avere una sala eventi, sala concerti di determinate capacità, perché per ospitare i grandi concerti abbiamo lo Stadio Rocco, poi c'è sicuramente una necessità di avere, soprattutto per il periodo estivo, per manifestazioni come può essere Trieste Estate, dei luoghi sparsi per la città dove appunto organizzare eventi e spettacoli. Quindi su Piazza Unità bisognerebbe fare dei ragionamenti anche con tecnici per capire se è il luogo adatto. Dico appunto che se decidiamo di dare una funzione di luogo di spettacolo e di eventi a Piazza Unità, bisognerà anche pensare a una pavimentazione in grado di durare nel tempo. Io credo che Trieste si presti comunque ad essere città di eventi e di spettacoli, soprattutto per la sua posizione geografica, in quanto appunto vedremo quest'estate per esempio con il concerto di Robbie Williams, no? Sì, che quindi porterà tantissime persone allo Stadio Rocco, e quindi credo che sia un posto ideale per fare questi concerti. Roiano invece, asilo di Roiano, che idea si è fatto su questa situazione di stallo? Roiano è un progetto partito male, nel senso che ci sono state risorse pubbliche per la realizzazione della struttura e in modo inopinato, secondo me, l'amministrazione comunale di Piazza è partita con l'idea di esternalizzare completamente il servizio. Credo che sia un controsenso e credo che invece dovremmo andare verso una completa pubblicizzazione dei servizi anche di questo tipo, e quindi c'è la necessità di avere più posti negli asili e quindi nei servizi educativi in generale, quindi la situazione deve sbloccarsi il prima possibile, e mi auguro che si sblocchi non verso la privatizzazione del servizio, ma verso l'assunzione e la stabilizzazione di personale, e quindi quel servizio secondo me deve restare pubblico. Abbiamo da sempre incensato l'area educativa del Comune di Trieste, la specialità che ha anche attraverso la struttura dei ricreatori, che andrebbero sicuramente anche potenziate anche quelli, e quindi tutta quell'area là secondo me deve restare pubblica in mano al Comune di Trieste in modo diretto. Allora, le vado a leggere un paio di mail. La prima chiede come mai i semafori che vanno da via Genova a Corsa Italia diventano verde, 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 rosso. È voluto perché non era così. Chiederemo alla polizia locale. Sì, questo non saprei, non ho notato semaforizzazione. Non ho notato, immagino si parli di, cioè l'altezza di via Genova. Via Genova, Corsa Italia. La sequenza, diciamo, è sfasa rispetto al consueto. Credo ci sia una motivazione di fondo, mi immagino che poi arrivino le macchine da Corsa Italia, e quindi fino a un certo punto poi la scia verde si deve interrompere. Sì. Per forza, certo direi. Buongiorno a tutti, riguardo alle elezioni di questi giorni non credo che allungare l'orario porti più persone a votare, serve un'altra svolta da parte della politica tutta, quindi anche la votazione su 2 giorni, secondo Antonio che ci scrive, è un modo per dare maggior possibilità
ai cittadini per andare alle urne, ma secondo sì, lui è la politica che deve cambiare. Diciamo che allungare l'orario può facilitare il voto, ma sicuramente non è l'elemento fondamentale per portare i cittadini di nuovo al voto. Io facevo un esempio prima perché così ragionando sul momento, il riavvicinamento dei cittadini alla politica deve seguire diverse direzioni, diverse tracce. Una è quello del coinvolgimento costante, soprattutto nei comuni più piccoli e nei rioni. Noi ricordo, tornando a parlare di bilancio partecipativo, tra l'altro che era paradossalmente anche nel programma di Roberto Di Piazza nel 2016, perché poi l'avevo preso in mano, però poi non si è realizzato perché alcuni, soprattutto nel centrodestra, dicevano che realizzare il bilancio partecipativo toglieva la funzione e il potere alle circoscrizioni, cosa che non è assolutamente vera, anzi secondo me i consiglieri circoscrizionali potevano usufruire ancora meglio dell'apporto dei cittadini. Poi ci sono sicuramente altre cose che si possono pensare, il coinvolgimento dei giovani. Noi abbiamo già proposto una riattivazione vera, per esempio, della consulta dei giovani, che è una sorta di consiglio comunale dei giovani che è fermo da alcuni anni, perché anche questo è il tema, no? Riportare i giovani alla politica. Nel nostro movimento siamo anche fortunati perché abbiamo a Trieste un piccolo gruppetto di 5-6 giovani che si adoperano, però vedo che anche nelle altre forze politiche c'è molta difficoltà a portare attivamente i giovani ad occuparsi di politica, quindi credo le azioni sono sicuramente tante altre, ecco. Allora andiamo a ascoltare ancora una telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Senta, mi chiamo per Gretta, sì, praticamente dal distributore che è sotto alla chiesa fino a giù salita di Gretta e pure via Cisternone, è disastrato l'asfalto. E sei anni che segnaliamo sta roba, soprattutto davanti alle scuole, dove c'è anche genitori che porta bambini a scuola in scooter. Io non so cosa aspetta, se qualcuno caschi e che qualche piccio si faccia male, ma tanto male, vabbè, in più è stata anche avvisata la circoscrizione, va bene, e la circoscrizione ha risposto che l'Origa ha già fatto la segnalazione più volte al comune e che il comune non neanche rispondi. Cioè se l'asfalto disastrato, i motorini o i moto, qualche dun si faranno male, di più. Non so cosa gli aspetta, tipo come che sono morta la signora in Viale Miramare e adesso gli ho messo un lampione che illumina tutta Trieste. Si aspetta sempre le disgrazie. 6 anni che viene segnalata sta roba di sto asfalto, dal distributore di Gretta a giù salita di Gretta e pure via Cisternone. Okay. A parte poi tra l'altro i danni che te fa sulle macchine, sugli ammortizzatori, sui motorini e tutto, ma quel che è grave che sei davanti a 2 scuole. Più di questo sa. Ok, grazie mille, buona giornata. Grazie, sì, poi c'è tutta la sequenza di scuole in quella zona di Gretta che sono, se non sbaglio, più di 2, anche 3. Sì, tra l'altro lì c'è stato un bellissimo progetto di pedibus per i ragazzini e quindi in quell'occasione lì è stata rifatta, se non ricordo male, sicuramente sono stati rifatti i marciapiedi, ma ringrazio ovviamente la persona che ha segnalato questo problema e ovviamente lo risegnaleremo anche noi agli uffici competenti e credo che sia anche l'assessore Babuder competente su questo tema. Credo che in linea generale bisogna investire molto sulla sicurezza stradale. Abbiamo visto purtroppo i 2 incidenti, diciamo, mortali con la signora in Viale Miramare e anche il ragazzo in zona tribunale inizio anno, e sicuramente dobbiamo investire di più nella sicurezza stradale, nella sicurezza soprattutto del manto stradale, ma anche direi forse incominciare a ragionare, come è stato fatto in città come Bologna,
inserire delle limitazioni di velocità a 30 all'ora in alcune aree della città. So che può essere una misura che può apparire impopolare, però di fatto si è visto in quest'ultimo anno a Bologna, ha ridotto il numero degli incidenti, dei feriti e dei morti. E quindi credo che su questa sia la direzione. Sicuramente una mobilità più lenta può creare all'inizio alcuni disagi, ma poi il beneficio di avere meno feriti e meno morti credo sia imparagonabile. Certo. Altra mail che dice: io lo posso chiedere come mai lo sciopero di Fincantieri è stato organizzato ieri lunedì, quando di solito la protesta e si incrociano le braccia il venerdì. Sarà per invogliare a dare più possibilità ad andare al voto ai lavoratori? Chiede Renata. Poi le sigle sindacali scelgono anche le date. Sì, questa è la scelta delle date. Di solito i scioperi so che si sono al venerdì, questo è vero, però come dire, in questo caso poi a Monfalcone la possibilità di votare, no, visto l'ampliamento dell'orario, non è che poteva essere aumentata attraverso uno sciopero. Sinceramente non so perché è stata scelta la giornata di ieri. Però ha avuto anche una grande affluenza. Sì, quindi... sì, c'è stata sicuramente una partecipazione allo sciopero anche da parte delle società che sono in subappalto, e quindi sicuramente è stato ben riuscito. Poi sulle motivazioni per cui si è scelta la data non lo so, sinceramente. No, chiaro, va un po' a capo anche le sigle che hanno indetto questa giornata di protesta. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora, volevo dire che siccome noi qua avevamo il verde pubblico che non funziona, e mica avevo già telefonato che sulla scala Giganti, dopo su avevamo la labbarda, erano tagliati gli alberi, dopo gli alberi si carichi di edera, prima o dopo i mori, non avevamo più il verde pubblico che funziona. Ecco. Sono d'accordo. Okay. Tutto trascurato. Guardate voi da Piazza Goldoni, guardate su il panorama. Guardate il panorama, deve vergognarsi. Mica una certa età che dove tutto funzionava. No, ha ragione Grazie. signora, soprattutto per quanto riguarda la presenza di edere sulle piantumazioni, sugli alberi, che poi a lungo andare effettivamente crea la morte della pianta e quindi una pericolosità. Da qualche anno poi ho avuto la fortuna di prendere un terreno con degli alberi e ho visto quanto effettivamente la presenza dell'edera sia nociva per le piantumazioni, quindi vada eradicata prima possibile. Ed è una situazione che effettivamente, se guardate un po' in giro, qualsiasi area verde con degli alberi soffre appunto della presenza dell'edera. Credo che si debba agire ovviamente sia anche qua, se ci sono risorse disponibili, aumentando i servizi dell'area verde del Comune di Trieste, ma credo che se ne parla da tantissimi anni, poi nessuna amministrazione è riuscita a farlo, a fare delle convenzioni sia con privati che con associazioni, per fare in modo che queste associazioni e questi privati si prendano carico di piccole aree verdi. Penso alle tante persone, giovani e meno giovani pensionati, che hanno volontà di mettere a disposizione il proprio tempo, la grande massa di volontari presenti in questa città, quindi credo che il Comune possa istituire delle convenzioni, ripeto, con associazioni o direttamente con privati, per la manutenzione di piccole aree verdi, e di questo ne gioverebbero in tanti, e poi magari si arriva a dover, da parte del Comune, abbattere la pianta perché è magari ammalato e pericolosa. Ecco, quindi. Prima della pubblicità una piccola nota, so che si è informato sul rifugio Bermuda. Ah sì, in maniera molto puntuale. Visto che ieri vi ho seguito, ho sentito la telefonata del telespettatore, mi sono premurato di scrivermi un messaggio con il nuovo gestore, che mi ha risposto specificando, vi leggo magari perché mi ha risposto via messaggio, e quindi per essere
per essere corretto, vi leggo che l'apertura proprio del rifugio è fissata a mercoledì, domani. L'apertura è dalle 10 alle 22 e senza giornata di chiusura nella bella stagione. Giovedì pomeriggio c'è un'inaugurazione però riservata ad autorità e dirigenti CAI, così mi scrive il nuovo gestore. La domanda vera è: si può andare a mangiare? Sì, c'è la cucina. C'è la cucina, quindi già da domani. Già da domani. Bene, quindi a risposta di chi aveva chiamato ieri, il Rifugio Premuda già da domani con la cucina aperta a disposizione di tutte le persone che andranno proprio lì, e giovedì invece ci sarà un'apertura più istituzionale dopo il periodo. Mi dicono in cui appunto riservata a chi è stato invitato. All'autorità, eccetera, agli inviti. Bene, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Paolo Menis del Movimento 5 Stelle. Le leggo una mail. Buongiorno, vorrei segnalarvi lo stato non ottimale in cui versano le strade di Trieste, tra buche, chiusini che sprofondano e avvallamenti più o meno marcati. E non parlo solo delle strade periferiche, ma anche quelle più centrali. Ormai che si gira in autoscooter, girare a Trieste equivale quasi a farsi una Parigi-Dakar. Il comune sulle asfaltature lascia molto a desiderare, sia in termini di qualità dei lavori effettuati che di frequenza degli stessi. Le moderne automobili permettono di calcolare anche la velocità media alla quale si viaggia. In effetti, guidando la mia, prevalentemente in città, la media in cui viaggio è di 27-28 all'ora, quindi in media la velocità è già molto contenuta. In che termini le zone 30 possono rendere le strade più sicure se già si viaggia abbastanza piano? Forse non bisogna lavorare di più sul fattore distrazione o distrazioni? Ma sicuramente anche la distrazione è un fattore che incide, è un po' più difficile come azione amministrativa incidere su questo fattore. Sicuramente multare chi usa il telefonino durante la guida è un'operazione che va fatta. Diciamo che però è chiaro che la velocità media è già molto bassa, no? Però si sta parlando in questo caso, quando ci sono le zone 30, di velocità massima, no? Quindi mettere un tetto alla velocità massima. So che questo può far dire vabbè, ma se adesso andiamo a 27 all'ora di media, mettendo il tetto a 30 all'ora abbassiamo ancora di più la media, ed è anche vero che quando istituisci le zone 30 poi è difficile andare a controllare che effettivamente quel limite sia rispettato, però ti incide sulla mentalità dell'automobilista, e questo è molto importante, perché poi ti abbassa comunque la velocità massima. Se vedete per esempio sulle rive, in alcune zone delle rive ci sono alcune automobili che sfrecciano anche 70-80 all'ora, sapendo, io non dico che bisogna inserire il limite di 30 all'ora sulle rive, però sapendo che in alcune zone c'è un limite massimo di 30 all'ora, meccanicamente chi guida l'auto diminuisce la velocità, e questo incide ovviamente in caso di incidente sulla sicurezza delle persone coinvolte. Allora ci colleghiamo con Federico De Ros per questa finestra sulle elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia. Ci spostiamo da Monfalcone, dove eravamo con Laura prima, a Pordenone. Buongiorno Federico. Non ti sentiamo. Ora ti sentiamo. Buongiorno da Pordenone. Oggi è una giornata molto importante per la città, perché si deciderà il prossimo sindaco che guiderà la città e salirà nella poltrona di primo cittadino per i prossimi 5 anni. Purtroppo le giornate del 13 e 14 delle elezioni comunali sono state delle giornate che sono andate un po' a rilento, perché a Pordenone si è registrata un'affluenza veramente molto bassa, pari al 51%, ed è stato il minimo storico per la città. Tra il 13 e il 14 aprile hanno votato in totale 11.541 femmine e 10.543 maschi, con
un totale di votanti di 22.084 su però 43.544 elettori, quindi siamo veramente al di sopra della metà, un 51%. Durante la campagna elettorale gli stessi politici, anche gli esponenti del partito, avevano invitato più volte i cittadini ad andare al voto, ma effettivamente non è bastato. Facendo anche un confronto per quanto riguarda a Pordenone, facendo anche un balzo indietro nel tempo, partiamo dal 1993 con la salita da primo cittadino di Pasini, la percentuale di affluenza era pari all'85%, per poi proseguire nel 1997 dove è stato rieletto nuovamente Pasini con il 76%, per poi arrivare al 2001 con la salita di Bolzonello con un'affluenza pari al 69%, successivamente Bolzonello aveva ricevuto anche il secondo mandato con un'affluenza molto importante dell'81%, quindi una risalita rispetto agli altri anni, per poi passare nel 2011 con Pedrotti con il 69% e per poi arrivare al doppio mandato di Ciriani nel 2016 con il 62% di affluenza e nel 2021 con il 55% di affluenza. Perciò rispetto a 4 anni fa la città di Pordenone ha subito un calo di affluenza più o meno del 4%. Noi durante la mattinata adesso ci sposteremo anche all'Istituto Gabelli, che sarà un po' il cuore pulsante da dove vi daremo in tempo reale le percentuali e vi racconteremo in diretta quello che succederà da Pordenone. Avremo numerose interviste, vi porteremo anche i 4 candidati sindaco per sentire anche un po' le loro emozioni a caldo in questa giornata veramente molto importante e decisiva per Pordenone. Da qui per il momento è tutto. Bernardo, a te in studio. Grazie Federico, tra poco saremo anche con Omar Costantini per le altre elezioni amministrative e di altri comuni del Friuli in particolare. Sguardo alla pagina web del sito della regione, dunque con le prime rilevazioni delle sezioni a Monfalcone, 2 sezioni su 36, 280 voti per Luca Fasan, 76 per Diego Moretti, 12 per Buconate, come detto 2 sezioni scrutinate, il totale dei voti validi sono per adesso 368 con 373 votanti, 5 schede nulle, per adesso in vantaggio abbastanza marcato, ma ripeto sono 2 sezioni, sono 280 voti per Luca Fasan, 76 per Moretti e 12 per Buconate. Menis, le vado a leggere invece un'altra mail che ci chiede non solo Altura ma anche Poggi abbandonata, senza esercizi commerciali e perennemente sporca, nessuno che spazza le strade, anche queste sempre più sporche, dice un telespettatore immagino dalla zona in oggetto, quella di Poggi, così come il discorso che faceva lei prima per Altura. Sì, ci sono tanti luoghi della città che purtroppo soffrono la desertificazione commerciale da una parte, quindi poi di riflesso anche la presenza di cittadini sul territorio. Se vediamo anche effettivamente Poggi, che in linea d'aria è molto vicino ad Altura, ma tutta quella zona là, per cui tutta la parte commerciale si è spostata in via Flavia con l'apertura di tantissimi supermercati a danno poi dei piccoli esercenti nei vari rioni. Io credo, come dicevo prima, il Comune non è che può risolvere tutti i problemi dei rioni, ma sicuramente con opere di riqualificazione e insediamento di servizi di stretta competenza del Comune può dare una mano a fare in modo che anche imprenditori e operatori commerciali trovino conveniente poi andare a insediare strutture più delocalizzate sul territorio. Ecco, quindi si era partito questo discorso con il rifacimento di Piazza Unità. Credo che siccome in questi anni abbiamo avuto molta attenzione, il Comune ha avuto molta attenzione sul centro storico e sul centro di Trieste, credo che adesso vada fatta un'operazione in grande stile sulle periferie. Ecco, l'esempio di Altura era appunto un esempio, non voleva essere esaustivo, certo. esaustivo non voleva escludere altri. Di tutto. Ovviamente va fatto un ragionamento su tutto il territorio, capendo quali sono le zone sulle quali intervenire. Ci colleghiamo anche con Omar Costantini, collega della redazione di TV12. Buongiorno Omar. Sì, buongiorno Bernardo, anche il sottoscritto oggi è in trasferta
da Udine a Pordenone in supporto insomma, al collega Federico De Ros per raccontarvi quello che accadrà insomma, per quanto riguarda questa tornata elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. È una giornata di pioggia, come vi ha già detto il collega De Ros. Verso le 9:30 avremo i primi dati per quanto riguarda il discorso. Dicevo che per quanto riguarda la provincia di Udine, l'unico comune al voto causa il commissariamento, il comune di Nimis. È una lotta, diciamo tra parentesi, fratricida, perché tra l'uscente vice sindaco Sergio Bonfini e l'ex assessore Fabrizio Mattiuzza. Praticamente rispetto all'altra tornata elettorale è andato al voto il 44%. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie a Omar Costantini, andiamo a ascoltare una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Arriviamo, diamo il tempo eventualmente ai colleghi anche in regia, sentiamo se c'è qualcuno, no, sembra di no. Buongiorno, quali sono le procedure per riscossione di danni causati dalle buchi nei confronti del comune? Qui diciamo molte mail continuano a indicare nella sicurezza stradale e in questo caso anche nelle cause contro il comune una richiesta di risarcimento. Sicuramente va inviata positive per la nostra amministrazione. Va inviata una PEC al comune o comunque una raccomandata in cui si appunto evidenzia l'accaduto, il danno subito. Io ricordo che anni fa era capitato a mia madre di ferirsi cadendo su un tombino che era stato lasciato elevato sporgente rispetto alla sede stradale. Il comune ha proceduto poi a pagare i danni, le spese mediche e quant'altro. Quindi sicuramente il consiglio potrebbe essere quello di appoggiarsi ad un avvocato, ma comunque di mandare una raccomandata con tutta la documentazione del danno subito al comune di Trieste. Senta, per quanto riguarda la Tari, c'è attesa di capire da parte dell'assessore al bilancio o da parte della giunta quelle che sono le eventuali variazioni della tassa, dell'imposta sui rifiuti. Sì, guardavamo, proprio è arrivata in questi giorni la proposta di delibera che è passata in giunta l'11 aprile, poi dovrà essere discussa dal consiglio comunale e purtroppo ho analizzato la delibera e purtroppo ho visto che c'è rispetto agli anni passati un aumento del costo complessivo del servizio di 400.000 euro. Premetto che è una mia analisi diciamo fatta in velocità ieri e forse un po' parziale, però sono i numeri principali che ho analizzato e che mi hanno dato l'attenzione, e quindi mi risultano 400.000 euro in più di costo complessivo che poi si riverserà sulle tariffe e che dovranno essere pagate ai cittadini. C'è una tendenza dopo 2 anni di costo stabile a questo aumento di quasi l'1%, che bisognerà capire perché si è verificato, e mi auguro che poi in qualche modo l'amministrazione comunale riesca a tamponare questo aumento con denari propri, anche se poi i denari messi a disposizione nel bilancio sono sempre denari dei cittadini. Si registra un aumento ridicolo della raccolta differenziata, sul quale anche questo secondo me andrebbe fatto un ragionamento che non viene fatto da tantissimi anni. L'incremento nell'ultimo anno è stato dello 0,25 se non sbaglio nella raccolta differenziata, e pur negli anni aumentando comunque la percentuale di raccolta differenziata, il costo del servizio aumenta. Ecco, credo che io ricordo, se non ricordo male, il 2014-2015, quando una delle più grandi, cioè delle innovazioni che poi sono state apportate, che è stata la raccolta dell'umido, ma da quell'epoca non ho visto come dire, un ripensamento o comunque una riorganizzazione del servizio tale per andare incontro ovviamente all'esigenza del cittadino, che è quella di pagare di meno il servizio. Anzi, siamo andati purtroppo verso anche l'allontanamento della possibilità da parte del Comune di Trieste di andare ad incidere su quello che
veniva chiamato PEF, il piano economico finanziario del servizio, che ormai non passa più neanche per i consigli comunali. Quindi mi auguro che al di là dell'aumento contingente ci sia la possibilità in consiglio comunale di una discussione sulla riorganizzazione del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti di Trieste, perché ho come l'impressione che la presenza di un impianto di incenerimento come quello di Trieste abbia fatto pensare un po' a tutti che tanto c'è l'inceneritore, ci risolve tutti i problemi, non abbiamo problemi di smaltimento, però credo che dobbiamo un po' ragionare su questo servizio. E possono i cassonetti intelligenti che entreranno in servizio il prossimo anno risolvere in qualche maniera questo tipo di dato? Cioè lo scarso incremento della differenziata è un'eventuale anche riduzione dell'imposta sui rifiuti? Ma io non lo so, non credo che sarà proprio lo scatto vincente per far aumentare la raccolta differenziata, o ancora prima per far diminuire la produzione dei rifiuti. Secondo me bisognerebbe, ma sto facendo dei ragionamenti così senza essermi confrontato neanche al mio interno, ma nel mio partito, ma credo che in alcune zone della città, quelle che sono diciamo che hanno una maggior presenza di unità unifamiliari o bifamiliari, cominciare a ragionare in quelle zone su della raccolta porta a porta, che consentirebbe secondo me una riduzione dei rifiuti e un conferimento di una qualità più elevata del rifiuto differenziato, cosa che poi dovrebbe a mio avviso anche far diminuire i costi di smaltimento e di recupero dei materiali. Poi sui cassonetti intelligenti è chiaro che dobbiamo sempre andare a mirare secondo me su un obiettivo preciso, che è quello di sapere quanto ogni singolo cittadino produce di rifiuti e far pagare al singolo cittadino un tanto al chilo, cioè nel senso la tariffa puntuale. Una tariffa puntuale, in modo da incentivare il cittadino a produrre meno rifiuti e a differenziare di più. Chiaro. È un obiettivo difficile, però dobbiamo andare in questa direzione. Io credo che invece negli ultimi anni a Trieste su questo obiettivo sia stato perso di vista. Allora ci ricolleghiamo con Laura Buccarella, che è in compagnia del vice sindaco facente funzioni Antonio Garritani, che diciamo ormai ha visto il suo percorso arrivato al termine proprio con le elezioni che si sono svolte nella giornata di domenica e di ieri. Di nuovo a voi la linea. Sì, grazie della linea. Allora siamo con il vice sindaco facente funzione Antonio Garritani qui nella città di Monfalcone, nel comune di Monfalcone. Ha retto appunto il comune dall'elezione dell'ex sindaco Anna Maria Cisint in Europa fino ad oggi, Garritani. Quindi questa esperienza poi conclude la sua carriera politica, come ha già annunciato. Sì, è stata un'esperienza. Dal 19 luglio dello scorso anno ho assunto le funzioni di vice sindaco reggente, quindi di sindaco facente funzioni. È stata un'esperienza molto gratificante per me, impegnativa, ma che ho assolto con impegno ed ho avuto soddisfazione. Queste sono le ultime ore. Adesso andrò per l'ultimo comitato ordine e sicurezza pubblica in prefettura. E le prime notizie che ci giungono dai seggi sono positive per Luca Fasan, sono positive per la nostra amministrazione, conferma la bontà di quanto abbiamo fatto in questi 8 anni e mezzo, e auguro a Luca Fasan, auspicando che sia lui il sindaco eletto tra qualche ora, che possa proseguire sul solco che ha tracciato l'amministrazione di Anna Cisint, e sono sicuro che lo farà. Quindi questo è l'augurio che si sente di fare. Com'è andata questa campagna elettorale, vista così un pochino dall'esterno, ma non troppo? Ma diciamo che io sono stato abbastanza fuori, ho cercato di non immischiarmi troppo per il mio ruolo e per il fatto che non fossi candidato, ma diciamo che è stata una campagna che da fuori ho visto un po' più movimentata, ecco, chiamiamola così, di quella scorsa e anche di quella precedente.
ma comunque sta nelle cose. Io per mio conto in questo periodo futuro mi dedicherò alla famiglia, mi godrò la pensione, però poi mai dire mai, io sono a disposizione. Grazie ad Antonio Garritani, lo lasciamo ai suoi ultimi impegni appunto come sindaco facente funzione e vi restituiamo la linea. Grazie di nuovo Laura Buccarella con anche l'intervista ad Antonio Garritani. Menis, andiamo ad ascoltare un'altra telefonata, se c'è ancora qualcuno in linea. Buongiorno. Buongiorno a lei, il suo ospite, sono Gino. Buongiorno, prego. Buongiorno. Volevo tornare sul discorso dei rifiuti. Sì. Cioè, praticamente si cerca di appoggiarsi sul cittadino per fare questo discorso di recupero, eccetera, quando in effetti è l'industria che ha enormemente bisogno di avere tutti questi accessori per fare tutti i vari trasporti che poi ricadono sul fatto che chi acquista quei beni si porta a casa anche un sacco di rifiuto aggiuntivo al bene che poi lui utilizza. E lo smaltimento viene praticamente appoggiato sul cittadino, il quale deve fare tutto questo servizio di selezione. Quindi gli imballaggi, esistono in vari posti del mondo degli impianti automatici che fanno loro la selezione delle varie cose, senza che questo ricada sul cittadino. In più, qui caduta. Prego Gino, è caduta la linea? Se vuole richiamare per completare, insomma, lo faccia pure. No, ma quando parlavo di ripensamento del sistema facevo riferimento anche a questo, cioè adesso, come diceva Gino, è il cittadino che deve occuparsi della selezione e della differenziazione. I sistemi e la tecnologia sono evolute e quindi, come diceva lui, ci sono anche impianti che fanno questa selezione. Per quello dicevo che dopo tanti anni andrebbe un po' ripensato il sistema. Credo che anche la raccolta dell'umido andrebbe fatto un ragionamento su quanto costa, quali sono i benefici che portano, perché se ci ritroviamo degli impianti di raccolta dell'umido che sono molto lontani dalla nostra città, è chiaro che il costo di trasporto del materiale incide molto poi sul servizio. Quindi. Faccio vedere, Menis, la vignetta di Marco Inglaro su Monfalcone. Secondo te chi vincerà Monfalcone? La Fincantieri come sempre. Sì, è chiaro che Fincantieri ha un peso non indifferente nella città di Monfalcone. Andiamo a sentire un'altra telefonata, o forse era il signore di prima che ha richiamato. Buongiorno. Sono sempre Gino. Sì, prego, continui pure. Volevo solo concludere che per il discorso dei bottini intelligenti li considero giusti, solo utilizzati nel senso contrario, nel senso che io cittadino mi do da fare per raccogliere determinate cose che sono utili, le porto al bottino e il bottino mi riconosce un tot di sconto sulla mia tassa rifiuti. In questo caso ci sarebbe un incentivo notevolissimo a fare una selezione privata, però perché ci sarebbe una ricompensa, infatti, e non una costrizione come avviene in questo momento. C'è una catena di supermercati. Grazie. No, c'è una catena di supermercati che fa il vuoto, ovviamente non dico il nome, ma ci sono un paio di raccoglitori al di fuori dei supermercati che recuperano, credo, le bottiglie di plastica, se non sbaglio, e poi ti danno un buono da spendere all'interno del supermercato. Ma credo che anche il comune potrebbe, in accordo con Acegas, installare dei sistemi come questo, dove la restituzione, per esempio, è su un buono da poter spendere o nei negozi di Trieste, ovviamente in accordo con le categorie dei commercianti, ma
si potrebbe tirar su dei sistemi analoghi a questo per fare in modo che la persona sia incentivata a portare il vuoto e non a buttarlo via, per esempio. Chiaro. Menis, ti faccio un'ultima domanda, che sono quasi le 9. Resto in tema politico. Il centro-sinistra, l'opposizione, con adesso Trieste ha aperto un po' un tavolo di coalizione per capire da qui ai prossimi 2 anni, data di elezioni amministrative a Trieste, quale sarà proprio l'assetto dell'attuale opposizione. Come Movimento 5 Stelle, anche al netto ovviamente delle percentuali e della rappresentatività che oggi contraddistingue i vari schieramenti, cosa si sente di dire a riguardo di una ipotetica coalizione di centrosinistra del 2027 o comunque anche delle elezioni eventualmente provinciali che si affacceranno nei prossimi anni? Certo, ma io ero presente all'assemblea di Adesso Trieste di qualche settimana fa e ho accolto con favore la proposta che è arrivata dai rappresentanti del movimento civico. Credo che sia l'unica soluzione possibile per proporre un'alternativa valida alla coalizione di centrodestra. È chiaro che mancano 2 anni, non è pochissimo tempo, però credo sia giusto iniziare già adesso, soprattutto per iniziare a confrontarci sui programmi. Ci sono ovviamente sensibilità diverse all'interno dei movimenti, dei partiti che fanno riferimento all'area progressista, ma credo che sia opportuno iniziare un confronto. Noi lo stiamo facendo giorno dopo giorno in Consiglio Comunale, sia con Adesso Trieste che con Punto Franco e con il Partito Democratico, e dobbiamo renderlo tra virgolette più istituzionale, nel senso di confrontarci più regolarmente per andare a scrivere un programma che sia appetibile per i cittadini. Abbiamo ancora il tempo dell'ultima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, sì. Sono Sergio. Sì, ci dica. Il problema sarà solo mio, forse, no? Perché quando vado in carso o vado a camminare, mi porto sempre drio una bella borsa di nylon, perché ingrumo tutte le scovazze lasciate in giro dai cittadini. Vetri, porcherie di ogni tipo. Quindi dove dovessi buttarmi queste scovazze che sono eterogenee al massimo, se non c'è un posto dove che posso buttare tutto dentro, perché non posso fare la differenziata di una scarpa unica, di una siola, di una bottiglia rotta, di una lattina. Certo. Va più componenti. Non è poche, perché ogni volta una borsa piena di scovazze. Quindi questa differenziata, questi bottini dovessi avere un'intelligenza, come che diceva Gino, no? Di separare tutto già da suo. Automaticamente, no? Certo. Differenziato da qualche... Grazie Sergio, grazie ha contribuito, come diceva prima. Sicuramente è un caso particolare di raccolta rifiuti all'esterno delle abitazioni, quindi è chiaro che poi fa un'operazione, il signore fa un'operazione giusta e va conferito nell'indifferenziato, ma questo ovviamente è una situazione particolare. Ci auguriamo anzi di non trovare mai rifiuti sul nostro cammino, è chiaro. Abbiamo di nuovo Laura Buccarella da Monfalcone, prima di andare in pubblicità. Buongiorno Laura, vedo che sei nella sede, credo, del candidato Fasan, intuisco dei simboli alle tue spalle. Esatto. Grazie della linea. Sì, ci troviamo dentro il gazebo elettorale di Luca Fasan e di tutta la coalizione del centrodestra per seguire insieme proprio i risultati, primissimi risultati che sono già disponibili. Allora, al momento sono state scrutinate, sono completi gli scrutini in 8 seggi su 36 qui a Monfalcone, e lo scrutinio al momento
seggiolino, naturalmente si tratta di un quarto insomma, dei seggi scrutinati, ancora poco indicativo, però c'è una netta prevalenza proprio di Luca Fasan in testa con il 70% al momento, c'è al secondo posto Diego Moretti, il candidato del centro-sinistra, con circa il 26% come percentuale appunto dei voti ottenuti, e in terza posizione invece Buconate con la sua lista con circa il 3%. Questo è il risultato di 8 seggi su 36 scrutinati, quindi un quarto appunto del totale. Questo è il primo dato disponibile. Qui naturalmente c'è molto ottimismo, molta contentezza per questi primi risultati da parte del candidato che è già arrivato qui al gazebo e anche di tutti i suoi sostenitori che stanno arrivando pur sotto la pioggia, come potrete immaginare. Insomma, oggi è una giornata particolarmente infelice dal punto di vista meteorologico, ma questa è la prima risultanza insomma, del voto qui a Monfalcone. Il 57% appunto è andato a votare qui a Monfalcone e questi sono i primissimi risultati. Fasan in testa con circa il 70% delle preferenze, al secondo posto Diego Moretti e al terzo Buconate con circa il 3%. Per il momento vi restituiamo la linea, poi cerchiamo di seguire ancora lo spoglio e di sentire anche i primi commenti a questi primi risultati. Grazie Laura, noi dobbiamo andare in pubblicità, dovevamo farlo già qualche minuto fa. Ringrazio Paolo Menis. Volevo solo ricordare l'appuntamento di giovedì alle 18:30 al CNULP. Parleremo all'interno del comitato del 25 aprile della Resistenza. Quest'anno cadono gli 80 anni dalla Resistenza. Grazie Paolo Menis, grazie a voi. Movimento 5 Stelle.